Non siamo alla fine, ma siamo all'inizio. Parte da questa considerazione l'ultima giornata elettorale di Luca Zaia. Non la fine, ma l'inizio del tempo delle risposte. Le aspettative dei veneti sono altissime e le aspettative del sottoscritto ancora di più, visto e considerato che dobbiamo far tanto e soprattutto dobbiamo cambiare questo Veneto. Una campagna elettorale che ha visto Zaia in quanto governatore uscente centro delle critiche degli altri 5 candidati, in particolare sulla sicurezza. Io per 6 mesi non ho mai citato negativamente un mio avversario e come contropartita sono diventato un po' il riferimento di tutte le frecce da mandare su San Sebastiano, ovvero il sottoscritto, e noi abbiamo investito nella sicurezza quello che potevamo investire, ovvero comprare le telecamere, però è altrettanto vero che la legge dice che chi è responsabile della sicurezza è il governo con il testo unico di pubblica sicurezza. Se poi il governo mi fa 5 svuotacarceri, mi depenalizza 157 reati, io chiedo: è più facile che siano in galera i delinquenti o fuori in strada? Una campagna elettorale che il governatore uscente commenta così. Ho deciso di impostare una campagna serena, rispettosa di tutti, anche del peggior nemico, visto e considerato che poi alla fine i cittadini vengono prima di tutto. E sul fatto di essere stato più volte chiamato in causa sul Veneto da cambiare, Zaia chiude così. Facciamo una piccola sintesi: se tutti mi attaccano vuol dire che io sono quello da combattere.